Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Francesco in una bara semplice, la salma del Papa esposta nella sua residenza di Santa Marta, sabato alle 10 funerali, proclamati dal governo 5 giorni di lutto cittadino. Continua l'ondata di commozione dei fedeli in Sicilia per la morte di Papa Francesco, veglie e preghiere in tutta l'isola. Fermato un 22enne per l'omicidio di Nicolas Nucifora a Francofonte nel Siracusano. La notte di Pasqua avrebbe inferto la coltellata fatale al ragazzo dopo una lite scoppiata a poca distanza da un pub. Sicilia tra emergenza, siccità e sprechi. Ogni anno milioni di metri cubi di risorsa depurata finiscono inutilizzati in mare. La denuncia dall'associazione Mare Amico. Rivoluzione sosta a Messina, primo giorno del servizio smart con l'avvio del parcheggio numerico. Siracusa, in aula consiliare folla di studenti che hanno lanciato nuove idee per la città. Ti presento il comune, il progetto ideato dall'amministrazione per avvicinare i più giovani alle istituzioni. Calcio in Serie B, slitta la gara del Palermo prevista per sabato, giorno dei funerali del Papa. Il match casalingo contro la Carrarese si recupererà invece il 13 maggio. Serie C, Catania, Messina e Trapani guardano all'ultima di campionato con diversi obiettivi. Posticipate le partite di sabato. Ben trovati. La salma del Papa è esposta nella sua residenza di Santa Marta. Queste le prime immagini diffuse dal Vaticano in una semplice bara di legno. Francesco indossa la mitra, la veste liturgica rossa, il rosario tra le mani. Da domani l'esposizione proseguirà nella Basilica di San Pietro, dove saranno migliaia le persone che renderanno omaggio al Pontefice. I funerali saranno sabato alle 10 sul Sagrato di San Pietro. Tra i leader del mondo saranno presenti Trump con la First Lady e il presidente francese Macron. Parteciperà anche il presidente ucraino Zelensky. La sepoltura a Santa Maria Maggiore. A Roma il governo ha proclamato 5 giorni di lutto nazionale. La Sicilia, commossa intanto, continua da ieri a ricordare il Papa degli ultimi e continua a pregare per lui, e dunque sentiamo come la Sicilia sta reagendo a questo grave lutto nel servizio di Orazio Longo. L'ondata di commozione e di emozione dei fedeli non si ferma, una Sicilia ancora stordita dalla improvvisa morte del pontefice si mobilita nei gesti di preghiera per Papa Francesco. Sentiamo il ricordo della gente. Era una persona buona e compassionevole, e quindi tutta l'Italia, tutto il mondo naturalmente piange per la sua perdita. Mancherà a tutti, questo qua sicuramente, mancherà a tutti per la sua bontà e per quello che ha fatto nei suoi anni di pontificato. Anche mettendosi contro certi poteri della Chiesa. La sua caratteristica di essere un fuoriprogramma, ecco, nel senso che ha sempre dato delle cose dibattute completamente fuori dal normale, dello standard. Tante veglie, tanti momenti di commozione e di raccoglimento in tutta l'isola. Ieri le campane delle chiese della diocesi di Siracusa hanno suonato al lutto a mezzogiorno e in ogni parrocchia è stata celebrata una santa messa in suffragio. Fedeli che dopo la preghiera di ieri sera in cattedrale si riuniranno questa sera a Catania nella chiesa di Santa Chiara con l'arcivescovo Luigi Renna e la comunità di Sant'Egidio. Domani messa a suffragio in cattedrale in tutti i paesi dell'arcidiocesi. Sempre domani alle 19 nella chiesa del Gesù, casa professa, tutte le comunità dei gesuiti di Palermo si ritroveranno per una santa messa a suffragio di un Papa che è stato il primo pontefice appartenente alla Compagnia di Gesù. Stasera alle 21 preghiere in cattedrale ad Agrigento. L'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice ha convocato tutti i fedeli per giovedì alle 18:30 nella chiesa cattedrale. Papa Francesco, sin da piccolo, è sempre stato molto devoto a Maria e più volte ha scritto alla chiesa siracusana, dove è custodito il quadretto in gesso da cui sgorgarono lacrime umane. Al nostro telegiornale il ricordo del rettore del santuario, Francesco Aloi. Ci uniamo oggi a tutti i fedeli di Siracusa nella ricorrenza del 60° anniversario delle lacrime della Madonna.
Francesco devoto a Maria sin da bambino, alla Salus Populi Romani a Santa Maria Maggiore, dove andava prima e dopo ogni viaggio apostolico, come alla Madonna delle Lacrime di Siracusa. Sì, la prima volta il reliquiario è entrato in Vaticano a maggio del 2016 nella veglia Asciugare le lacrime. Papa Francesco ha voluto le lacrime della Madonna perché le lacrime della Madonna possono asciugare le lacrime dei figli. Nel santuario sull'altare adesso c'è un'immagine di Bergoglio. Qui, come in ogni angolo del mondo, si ricorda il Papa della gente, degli ultimi. Il suo legame con la Madonnina di Siracusa lo ha manifestato più volte. Lei asciuga le nostre lacrime. Con la sua mano ci fa rialzare e ci accompagna nel cammino della speranza. 3 i messaggi inviati ai siracusani durante il suo magistero, per il 70° della lacrimazione della Madonna, per la Fondazione Sant'Angela Merici e per la visita del corpo di Santa Lucia. Le lacrime della Madonna certamente hanno un messaggio importante. Papa Francesco lo ha unito sempre alla speranza. Papa Francesco, del suo rapporto con la Sicilia e i siciliani continueremo a parlare dopo il TG in diretta alle 14:30. A condurre in studio il nostro focus di oggi Adelaide Barbagallo, ospite il presidente della CESI, Monsignor Antonino Raspanti, con i commenti appunto anche dell'arcivescovo di Catania Renna, di Maurizio Artale, del centro Padre Nostro di Emiliano Abramo, della comunità di Sant'Egidio e di altri vescovi e laici. Potrete anche intervenire con una vostra riflessione inviando un messaggio di testo alla linea WhatsApp 342 7455 005. E noi cambiamo adesso decisamente pagina con questa notizia che riguarda 85 migranti e un uomo senza vita che sono stati sbarcati al molo Favarolo di Lampedusa dalle motovedette della Guardia Costiera che con il mare in tempesta hanno soccorso un barcone al confine con le acque della Libia e di Malta. Andiamo nel Siracusano, è stato fermato a Francofonte per l'omicidio di Nicolas Lucifora un 22enne, sentiamo i dettagli nel servizio. C'è una svolta nell'omicidio del 17enne Nicolas Lucifora, ucciso con una coltellata sabato sera, la notte di Pasqua a Francofonte. I carabinieri del comando provinciale di Siracusa hanno fermato un 22enne. Le indagini, coordinate dalla procura Retusea, hanno fatto luce sulla dinamica del delitto attraverso l'analisi dei filmati di videosorveglianza, le testimonianze e il sopralluogo sul luogo dell'omicidio. In particolare gli investigatori hanno raccolto la testimonianza del 22enne con il quale la vittima avrebbe avuto il litigio. Rinvenuto e sequestrato il coltello a scatto usato per l'uccisione, il ragazzo era stato colpito con una coltellata al petto in una via ritenuta centro della movida francofontese, la via dei pub. La rissa sarebbe scoppiata nella piazza vicina ai locali, qualche pugno tra gruppi, poi quando sembrava tutto finito in via Nastrazzurra ecco spuntare il coltello. Secondo gli inquirenti alla base del delitto ci sarebbe una lite per futili motivi insieme all'abuso di alcol. La vittima è caduta a terra in una pozza di sangue e nonostante il rapido intervento dei soccorsi per lui non c'è stato niente da fare. Si attende l'esito dell'esame autoptico. Il sindaco di Francofonte ha firmato un'ordinanza per sospendere ogni manifestazione. Tantissimi messaggi sui social che condannano l'ennesima morte assurda di un giovanissimo, ma soprattutto è l'ennesimo episodio di violenza nel comune siracusano. Solo alcuni giorni fa i carabinieri avevano arrestato 5 persone tra i 20 e i 30 anni accusate di tentativo di omicidio, detenzione di armi e ricettazione nell'ambito di una faida tra due bande rivali che in pochi mesi ha seminato paura tra la popolazione, sparando tra le vie anche in pieno centro. E torniamo ad occuparci adesso della tragedia di Casteltermini nell'Agrigentino. Sul corpo della donna Filomena De Marco, che ricordiamolo era stata trovata morta carbonizzata all'interno della sua abitazione, ci sarebbero evidenti segni di violenza. Davide Sardo. Cranio fracassato e femore spezzato, e questo è il primo inquietante responso del medico legale sul corpo di Filomena De Marco, la 68enne di Casteltermini, ritrovata senza vita nella sua abitazione, una villetta isolata alle porte del paese. La donna, rinvenuta completamente carbonizzata tra le stanze distrutte dalle fiamme, potrebbe essere stata uccisa prima che l'incendio avvolgesse la casa. E questa l'ipotesi su cui stanno lavorando gli inquirenti.
Una ferita profonda alla nuca e la frattura del femore fanno pensare ad un'aggressione violenta, forse mortale, avvenuta poco prima del rogo. La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un'inchiesta per fare luce sull'accaduto. Disposta l'autopsia sul corpo della vittima con l'obiettivo di chiarire se Filomena sia morta per i colpi ricevuti o per le ustioni causate dal fuoco. Non si esclude l'ipotesi che l'incendio sia stato appiccato volontariamente per cancellare le tracce del delitto. L'intera comunità di Casteltermini è sotto shock. La donna, descritta da tutti come riservata e tranquilla, viveva da sola con i suoi cani. I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e visionando eventuali immagini di videosorveglianza nella zona. Il fascicolo è al momento a carico di ignoti. Gli investigatori non escludono alcuna pista. A Catania avrebbe tentato di estorcere denaro all'anziana madre minacciandola di morte brandendo una lama di 30 centimetri, ma è stato bloccato e arrestato dopo che la vittima aveva chiamato la polizia. Gli agenti sono intervenuti in via Acquecasse e hanno trovato la donna in lacrime sul marciapiede davanti casa. Pochi metri più avanti il figlio che ha tentato di allontanarsi ma che è stato immediatamente bloccato dagli agenti. Emergenza siccità e sprechi idrici. Mentre gli agricoltori lottano con la carenza d'acqua, ogni anno milioni di metri cubi di risorsa depurata finiscono invece in mare. A denunciarlo l'associazione Mare Amico, il servizio. In una Sicilia sempre più assetata, dove la siccità minaccia le coltivazioni e mette in ginocchio gli agricoltori, ogni anno oltre 12 milioni di metri cubi d'acqua depurata finiscono direttamente in mare. Acqua trattata, disinfettata, perfettamente riutilizzabile a scopo irriguo. A denunciarlo è Mare Amico, che parla di un paradosso intollerabile nel comprensorio gestito dal Consorzio Agrigento 3. I depuratori di Sciacca, Ribera, Licata e presto anche quello di Agrigento producono acqua pronta all'uso, ma nessuna rete efficiente ne permette il recupero per l'agricoltura. Il risultato è uno spreco enorme in un territorio dove il fabbisogno supera i 50 milioni di metri cubi all'anno, ma nel 2025 ne sono stati distribuiti appena 17. E non finisce qui. A Ribera nuove elettropompe acquistate dalla Regione per l'irrigazione sono ferme da mesi, impianti mai entrati in funzione, mentre l'acqua del fiume Sosio, anziché raggiungere i campi, continua a essere scaricata a mare. Il quadro si aggrava guardando ai dati del Centro di Ricerca sugli enti pubblici. La Sicilia è tra le peggiori in Italia per dispersione idrica, con oltre il 50% dell'acqua persa lungo la rete. Palermo, Siracusa e Agrigento le province più colpite. Mare Amico lancia un appello all'assessorato regionale agricoltura. Servono interventi urgenti, concreti, per trasformare lo spreco in risorsa e affrontare con serietà l'emergenza idrica. Adesso andiamo alle ultime notizie. A Portopalo di Capopassero, nel siracusano, un operaio di 50 anni originario della provincia di Catania è rimasto gravemente ferito cadendo da una altezza di 4 metri da una impalcatura mentre stava eseguendo dei lavori. L'uomo è stato trasferito con un elicottero del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania, dove si trova attualmente ricoverato, non in pericolo di vita ma in codice rosso. Adesso andiamo a Messina, oggi primo giorno del servizio Smart Parking in città, con l'avvio di cosiddetti parcheggi numerici e l'attivazione dei parcometri. Il servizio. A Messina il parcheggio diventa smart e oggi il primo giorno del nuovo sistema con l'attivazione dei parcometri, una novità grazie a oltre 5.000 sensori installati nei mesi scorsi in città e oltre 45 parcometri che consentiranno di pagare il parcheggio in alternativa alle classiche applicazioni sugli smartphone oppure l'acquisto dei ticket dal tabaccaio. Sarà possibile quindi tramite i display informativi che sono collocati all'inizio di ogni via, e sono 50 dislocati in tutta la città, capire quanti parcheggi liberi vi sono. È chiaro che il sistema di smart parking funziona quando il cittadino lo utilizza a regola d'arte. Il sistema è piuttosto intuitivo, si dovrà selezionare il tipo di parcheggio tra ordinario, ibrido, pass elettrico e ZTL, e se nelle applicazioni di parking il numero c'è già, bisogna inserire solo quello dello stallo. Nei parcometri invece occorrerà inserire anche la targa, dati entrambi necessari in caso di acquisto del biglietto dal tabaccaio.
Baccaio. Non soltanto i cittadini messinesi devono cambiare cultura e mentalità, ma anche noi da Baccai, perché è soltanto una questione di approccio a un nuovo servizio. Da stamattina inoltre sono attivi anche i 50 display che conteranno quanti parcheggi liberi ci sono in ogni via del centro, che tra qualche settimana saranno disponibili anche attraverso un'applicazione sullo smartphone, così da monitorare la presenza di stalli vuoti. Sarà un'applicazione, proprio la vera e propria applicazione di ATM, che ci permetterà in un discorso molto più ampio di studiare un vero e proprio percorso di trasporto da metà giugno in poi. Adesso un video che sottolinea l'importanza delle vostre segnalazioni e successivamente delle nostre denunce. Quella che vedete era la copiosa perdita di acqua nel parcheggio della metropolitana di Milo a Catania. Dopo un nostro servizio realizzato dal collega Tonino De Mana, il guasto è stato riparato evitando uno spreco d'acqua non indifferente. L'intervento di riparazione è stato effettuato in tempi record se si considera che in mezzo c'erano le festività pasquali. Adesso, come vedete, l'acqua non zampilla più. Ora servirebbe anche pulire l'area in questione, visto che il parcheggio è pieno di rifiuti e cartacce, alcune staccate dai vicini cartelloni pubblicitari. Continuate comunque a segnalare al numero WhatsApp con naturalmente un messaggio di testo, ma anche corredato da foto o video al 342 74 55 005. Adesso ci fermiamo, torniamo tra poco per andare a Siracusa. Siamo tornati in studio. L'aula consiliare di Palazzo Vermexio a Siracusa si è riempita di studenti, dai più piccoli ai più grandi, che hanno lanciato nuove idee per la città. Ti presento il comune, infatti il progetto ideato dall'amministrazione per avvicinare i più giovani alle istituzioni. Francesco Aloi. La fascia tricolore tra sindaci, assessori e consiglieri, tutti baby. Sono proprio loro i più giovani ad occupare per un giorno gli scranni di Palazzo Vermexio a Siracusa. 12 le scuole tra comprensivi e superiori che hanno partecipato al progetto Ti presento il comune. Tra le tante proposte, immancabile è quella sulla cura del verde. È una cosa molto importante per noi siracusani perché non c'è molto verde, in questa città. E poi c'è il tema caldo dei trasporti. Servono gli scuolabus, dicono. Secondo un loro studio, tra gli alunni del Costanzo nessuno va a scuola con il bus. Sarà sicuramente conveniente per i genitori perché non dovranno più organizzarsi tra gli orari di lavoro e quelli degli ingressi degli alunni che entrano ad orari differenti in base al grado. Ma agli studenti liceali compresi non sfugge uno dei principali problemi della città, i rifiuti, che non risparmiano nemmeno le piste ciclabili. Noi anche proponevamo proprio per la pulizia, quindi di dedicarci noi giovani proprio alla pulizia delle piste ciclabili, ma anche di avere più curanza verso queste cose che sono proprio adoperate dal comune. Proposte che potrebbero diventare realtà. Mesi addietro uno di questi ragazzini mi chiese di realizzare un labirinto verde all'interno di un parco di 7 ettari che l'amministrazione realizzerà tra Viale Scala Greca e Viale Santa Panagia. Chissà. Magari tra di loro ci saranno futuri politici, ma intanto oggi sono già cittadini modello. Siracusani, rispettate l'ambiente. A Messina, su iniziativa di 3 appassionati, è nato il Museo dell'Informatica e dei Computer. Francesco Triolo. Dal 1977 ai giorni nostri, un viaggio nel tempo, nella storia, nell'evoluzione dell'informatica, dai primi laboratori ai moderni computer, dalle console più rudimentali a quelle di ultima generazione. È il Museo di Computer Vintage, inaugurato a Messina e fondato da 3 appassionati, Biagio Natorio Rioles, Alessandro Coletta e Tonino Bisazza. L'esposizione che ha come obiettivo ambizioso quello di preservare e divulgare il patrimonio storico informatico. A muovere tutto è la passione per la tecnologia. È la passione, perché solo la passione può effettivamente far crescere e nascere tutto questo. La passione per i vecchi computer, la passione che nasce da quando avevo 5 anni e mio padre mi regalò il Commodore 64. Ma rappresenta soprattutto un viaggio nel tempo, perché l'informatica quando abbiamo iniziato noi ragazzi era una cosa per pochi, adesso è di uso comune e la gente non si rende conto del viaggio e dei grandi progressi che sono stati fatti, ed è una macchina del tempo che ci riporta anche a quell'epoca e a quel periodo storico.
Qualche pezzo difficile da trovare come l'Apple II o un adattamento alla tecnologia moderna con ChatGPT e l'intelligenza artificiale in grado di funzionare su un PC degli anni 80. Ovviamente l'interfaccia è molto spartana, quella della grafica 8 bit di una volta, però il prompt è quello che noi utilizziamo nei browser moderni, quindi a questo punto io posso fargli qualsiasi domanda. Conosci il Commodore 64 e lui si collega, ovviamente fa la domanda e risponde come se rispondesse nello stesso prompt che noi abbiamo, che utilizziamo adesso con i nostri dispositivi. L'ingresso al museo è gratuito ed è possibile nella giornata di sabato. Ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa, poi torniamo con il calcio. Siamo al calcio, dopo il match di ieri rinviato al 13 maggio anche il prossimo incontro di campionato dei Rosanero a Catanzaro, in programma sabato, è stato rinviato. Lo ha deciso la Lega per lutto nei giorni del funerale del Papa. Sentiamo Marco Cullà. Dopo il rinvio di Palermo-Carrarese di ieri, nel giorno di Pasquetta, anche la prossima partita di campionato dei Rosanero, quella di sabato a Catanzaro, sarà rinviata. In seguito alla scomparsa di Papa Francesco, avvenuta lunedì 21 aprile, il governo italiano ha proclamato 5 giorni di lutto nazionale da oggi fino a sabato 26, data in cui si svolgeranno i funerali solenni in Vaticano alle ore 10. Come conseguenza, tutte le partite previste per quella giornata verranno ufficialmente rinviate, tra cui ovviamente il match che i Rosanero avrebbero dovuto giocare a Catanzaro alle 17:15. L'annuncio è arrivato al termine del Consiglio dei Ministri per bocca del Ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, che ha annunciato la sospensione delle partite per sabato, il giorno dei funerali. Domenica le partite si giocheranno regolarmente. Ora si attende la nota della Lega sulla data per il recupero delle gare che erano fissate sabato. Il match che invece si sarebbe dovuto giocare ieri tra il Rosanero e la Carrarese è stato rinviato a giorno 13 maggio. Slittamenti anche in Serie C, intanto Catania, Trapani e Messina si preparano comunque agli ultimi 90 minuti sperando di centrare i rispettivi obiettivi. Sentiamo Marco Carli. Una corsa per i rispettivi obiettivi nell'ultima giornata di campionato. Catania, Trapani e Messina guardano ai 90 minuti che concluderanno la regular season. I rossazzurri saranno a Potenza, forti del loro quinto posto in classifica che è rimasto tale dopo il turno precedente in cui i ragazzi di Toscano hanno riposato. Il Benevento infatti è uscito sconfitto nel match interno con il Trapani, mentre il Potenza ha perso a Latina. A questo punto il Catania, che non avrà lo squalificato Quaini, con una vittoria a Potenza è certo di conservare il quinto posto, così come con un pareggio e la mancata vittoria del Benevento con il Giuliano. Il pareggio con altre condizioni e la sconfitta porterebbero invece gli etnei ad oscillare fra il sesto e l'ottavo posto. Ricordiamo che il quinto e il sesto posto garantiscono il primo turno in casa con 2 risultati su 3 a disposizione per proseguire il cammino. Il quinto posto garantirebbe analogo vantaggio anche nel secondo turno. Per il Trapani, che con il ritorno di Aronica ha ripreso a fare punti, il conteggio è più facile. Senza Toscano e Silvestri squalificati, i Granata per andare ai playoff devono vincere con la Casertana e sperare nella contemporanea sconfitta interna del Giuliano col Benevento. Il Messina, per ottenere l'accesso ai play-out, è padrone del suo destino, deve vincere con la Juve Next Gen e a quel punto, anche se la Casertana battesse il Trapani, la squadra di Gatto, a cui mancherà lo squalificato Ingrosso, sarà certa degli spareggi salvezza. Nella corsa potrebbe finire anche il Foggia in caso di sconfitta o pari con il Picerno. Intanto il ministro Musumeci ha annunciato che le partite di sabato sono sospese in funzione del lutto nazionale per la morte del Papa, probabile lo slittamento a domenica. E con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia24. Grazie per averci seguito. Vi ricordo la prossima edizione del nostro telegiornale alle 19. Adesso vi lascio al nostro focus di oggi incentrato sulla scomparsa di Papa Francesco, condotto dalla collega Adelaide Barbagallo. A tutti un buon pomeriggio.